lassù il lago di Volaia e un po' di mucche. Buongiorno, 23esimo giorno, già 23 giugno, minchia se passa il tempo. Siamo qua, una marmottina ha attraversato la strada, brutta. Vedete, sono partito stamattina dal Marinelli, 8 e mezza, 9 meno 10 era, sì. 9 meno 10, ho fatto il sentiero attrezzato che aveva un po' di strizza, è andata tutto bene, super tranquillo. E poi sono arrivato al lago, ho fatto un po' di pausa, prima per i cazzi miei, poi sono andato a mangiarmi un piatto di würstel, un strudel e 2 birrette. Visto che oggi la tappa è un po' lunghetta, almeno ho la pancia piena. E niente, passato anche il Coglians, che dovrebbe essere questo, coperto da un vignetto, coperto dalle nuvole. Qua siamo in Austria, cioè sono in Austria, adesso devo tra poco prendere quel sentiero lì e poi salire là sopra, e tornare a 2000 metri, adesso sono 1700 e devo tornare a 2000 e poi sono sopra Forni Avoltri e poi credo che farò quella che ho già fatto, la Val Fleons, e poi non credo che andrò all'Hawkesbury, ma vado lì nella zona di guerra che sia a 2000 metri, ma devo riuscire a piantare la tenda bene, se no in caso ci deciderò, vediamo fino dove arrivo stasera, perché qua anche oggi non c'è voglia, soffiappo e niente, andiamo. Sì, è comunque lunedì oggi, fatica anche per me. Aspettate. Piove, governo ladro.